le misure cautelari di custodia che sono state appunto disposte dal giudice, che ha sottolineato appunto questa stabilità del gruppo di giovani. Si tratta di 4 ragazzine, disponendo per quella che un po' possiamo definirla il capo, la figura di vertice, una sedicenne, la custodia cautelare presso un istituto penitenziario minorile, per l'altra il collocamento sempre in una struttura per minori. Talmente violente da rendere necessario il carcere, 2 sedicenni, leader di una baby gang che da mesi terrorizzava il centro e la stazione di Padova, sono state arrestate dalla polizia. Minacce, rapine, furti e aggressioni erano il pane quotidiano del gruppo di ragazzine, composto da un'altra sedicenne e da una tredicenne. Una forte personalità antisociale ed incapaci di osservare le regole. Queste le motivazioni che avrebbero portato all'arresto delle 2. Un gruppo strutturato tutto al femminile, dove avevano anche un'area ben praticamente consolidata, dove ponevano in essere queste violente condotte, che è quella praticamente della stazione ferroviaria e delle aree limitrofe. Addirittura fino anche ad arrivare a segnare nel centro storico cittadino delle scritte evidenti praticamente sui muri della città, dove si inneggiava, quindi a riprova di voler esercitare un controllo su una porzione del territorio, dove appunto si inneggiava la liberazione del fratello della ragazza appunto colpita della minore colpita dalla misura cautelare, anch'egli, ripeto, autore al maschile di tutta una serie di reati di questo genere. Nel loro curriculum l'aggressione ad un senzatetto anziano avvenuta in stazione a Padova lo scorso 25 agosto. Al disabile avevano anche rubato le stampelle. Poi a settembre se l'erano presa con una barista cinese, strappandole i capelli e colpendola con calci e pugni perché l'aveva invitata a non utilizzare le slot machine. Dopo essere state rintracciate, una delle minorenni è stata condotta all'istituto penitenziario minorile di Pontremoli, mentre la coetanea è stata collocata in comunità, in una struttura calabrese. In passato il questore aveva disposto per loro anche dei DASPO. L'allarme per la violenza giovanile, soprattutto tra ragazze, preoccupa la città. Da inizio anno sono già 180 le misure adottate dalla questura nei confronti di minorenni problematici. Anche il sindaco Sergio Giordani si dice preoccupato. Sono molto preoccupato, ma nel senso carabinieri e quest'ora sono tutti preoccupati. Perché non si capisce, no, per carità, sarà stato il Covid, sarà i social, ma di base manca le famiglie. La famiglia deve dare rispetto, insegnare rispetto, l'educazione. Ma quando mai, 40 anni fa, 30 anni fa, uno andava via col coltello? Quando mai si permetteva di fare violenza contro un disabile? Veramente incredibile. Bisogna ritrovare un modo per riagganciare i ragazzi, fare sì che quei servizi sociali diventano parte della comunità. Non può essere che succeda questa cosa.